Di nuovo buongiorno da Forcella Aurine. Prima coppia femminile all'ultimo ristoro. Nel frattempo lo speaker ci sta dicendo alcuni aggiornamenti. Siamo a Forcella Aurine, Col del Luna Trail per questa seconda edizione, l'edizione 2026. Mancano pochi chilometri, anzi meno di un chilometro all'arrivo della prima coppia della gara competitiva. In testa Luca Cagnati e De Vettori. Arrivamento Polentese Benedetta e De Filippo Cecilia con il numero 143. Nel frattempo stanno arrivando coloro che hanno fatto il giro corto. Intanto Carpia Lorenzo ha fatto la passeggiata dei 5 km e 400 metri, gara non competitiva, e il terzo finora arrivato. Noi attendiamo la prima coppia maschile, ricordo sempre De Vettori Cagnati. De Vettori Cagnati, la coppia maschile che appunto è in arrivo qui a Forcella Aurine, seconda edizione del Col del Luna Trail che sta per volgere al termine. Un percorso che è cambiato rispetto all'anno scorso, perché da Rifugio Scarpa non si passa più tramite la strada che porta giù verso valle, ma c'è un sentiero, un tratto un po' più tecnico. Ci dicevano che forse la tempistica era un po' più lunga, però non è stato così. La seconda coppia, arrivato l'ultimo momento, siamo un concorrente della Beccari, l'altro l'abbiamo perso, adesso ve lo troviamo subito, eccoli qua. È la coppia numero 92, Costa Matteo, Beccari Filippo al secondo posto finora all'ultimo rilevamento. Abbiamo anche gli aggiornamenti da parte dello staff. Terza coppia al minuto 05, De Michel Dylan e Tesa Raffaele, numero 45. Podio virtuale fino a questo momento per la gara competitiva, anche se premiamo le prime 5 coppie arrivate. Come dicevamo, siamo in diretta da Forcella Aurine per il Col del Luna Trail. Tra poco arriveranno i primi partecipanti della corsa competitiva. Quarta coppia maschile e intanto all'ultimo rilevamento 5.077 per la non competitiva. Gas Matilda, e dopo abbiamo perso il numero. Se mi dice il numero, bravo, girati 5.046, ve lo dico subito il nome. Fuxei Alessandro. Questi sono gli arrivi 2 minuti all'arrivo dei primi, quindi della passeggiata. Abbassiamo anche il record dell'anno scorso, se record si può dire, il tempo direi dell'anno scorso, che era di 1 ora 12. Grazie. 1 ora e 6 minuti il tempo in questo momento, mancano circa 2 minuti all'arrivo dei primi concorrenti e quindi tra poco avremo modo di seguire l'arrivo di Cagnati, De Vettori, e questa è la coppia che si trova in testa e ha staccato con più di un minuto i secondi e i terzi. L'ultimo rilevamento lo abbiamo a 1,5 chilometri dall'arrivo, quindi tra poco arriveranno i primi corridori. Buongiorno, ci hai mancato però, tu sei scappato a preparare, lo so. Col del Luna Trail 2026, seconda edizione. Che c'è di avvicinarsi alle trasende, così da dare l'applauso e il benvenuto alla prima coppia in arrivo, che sta arrivando, no? Quindi pubblico, venite qui vicino a noi, che date un bel applauso, fate un bel applauso a chi sta arrivando, che non vede l'ora di riceverlo, perché dopo 13 km e 400 metri e 900 metri e un bel po' di dislivello, direi che un bel applauso ci sta. Allora, un minuto, parlavano di 1 minuto all'arrivo dei primi concorrenti. Manca veramente poco dunque all'arrivo della prima coppia.
un'ora e 9 forse sicuramente, dall'ora 12 dell'anno scorso, percorso anche modificato, un po' più tecnico quest'anno, non più lungo, ma c'è un passaggio. Beh, diciamo che il tempo è stato dalla nostra perché c'è il sole, però questa notte ha rinfrescato e credo sia, anzi sono sicuro perché l'ho passato anch'io, correre con queste temperature è il top, perché fa fresco ma c'è il sole. E poi, come diceva un grande della filosofia, che non diciamo il nome, Greca. Ricordiamo, noi il sole ce l'abbiamo dentro. l'anno scorso la gara si è conclusa in 1 ora e 12 minuti. Eccoli qua, Sono in arrivo, ricordo, dunque- sempre De Vettori e Cagnati in testa, sin dall'inizio era anche la coppia favorita, dobbiamo dire. No, non mi dispiace, se di tappi, questo è il tono di voce mio e mi chiamano apposta perché mi dicono perché parli così piano? Ricordiamo che Luca Sono in arrivo. sta arrivando per primo oggi, è arrivato primo anche lo scorso anno con Sì. Michael Sirbu che oggi non c'è, ma c'è Luca e quindi c'è il doppione, la doppietta, anzi. Eccoli qua, sta arrivando l'ultima curva! Sembra siano appena partiti. Sì. Anche noi la prossima vita In realtà non è proprio così. faremo gli atleti. Stanno arrivando i primi atleti. Facciamo un bel applauso! Facciamo un bel applauso, bellissimo applauso! Sono qui, sono qui! Bell'applauso! 1 ora e 9 minuti e 40 secondi in questo momento ed eccola qua la coppia Luca e vincitrice. Lorenzo dei Vettori! Vai! I vincitori, bravissimi! Alla seconda edizione del Col Luna! Bravissimi! 1, 9 e 53, sotto all'ora e 10. Vediamo che sta correndo dal secondi. Dove sono Luca i Cagnati, secondi? De Vettori. Medio. I secondi erano 1 minuto 05 all'ultimo. Vincitori di questa gara a coppie di corsa in montagna. E ricordiamo chi sono? Beccari e aspetta ti dico perché ci dimentichiamo. Beccari e Costa Matteo. Beccari Filippo e Costa Matteo. Beccari Filippo grande sci alpinista che Un bel distacco prima dell'arrivo della seconda coppia. Dicevamo più di 1 minuto di distacco, ci avevano annunciato prima Allora, e questi sono i vincitori De Vettori e Cagnati. Il numero 100 all'ultimo, Ristoro Polana e Cavalezzara. La prima coppia mista. Luca, La prima femminile? allora, ciao Radio Piussi. Beh, 1 ora e 9 minuti, quasi 10. Com'è stata innanzitutto la gara? Ma la gara pensavamo di fare un po' meno fatica a dire la verità, però un po' il clima, un po' comunque il percorso che è impegnativo dal punto di vista muscolare, tecnico e oggi probabilmente il caldo ha anche influito un po' sulle sensazioni in gara, però dai, per noi importante era far il risultato, diciamo, con, tra virgolette, con il minimo sforzo, quindi dai, è andata bene. Sono contento, è la prima volta che corro con Lorenzo, grazie che mi ha fatto da socio in questa fatica. Lorenzo, prima volta che fai la Col de Luna? Sì, prima volta, anch'io prima volta che corro con Luca, grazie dell'opportunità, dai, perché correre con un maglia azzurra è sempre bello, mi sono reso conto dell'alto livello che ha e abbiamo fatto fatica, sì. Complimenti ragazzi. Grazie. Nel frattempo seconda coppia. 11 e 54. Giusto all'ora e 12. 2 minuti di distacco. Sta passando anche un concorrente della passeggiata, il numero 5074. Che noi vi diciamo subito Zecchino Antonio. Bravo anche lui. Grazie. Perché dopo noi avevamo questa grande novità. Cos'è? È facile così. Quindi è arrivata anche la seconda coppia. Non ci piace ridere. No, allora manda le ciance. Questo grazie ai cromatisti. Lorenzo De Vettori e Luca Cagnati hanno vinto questa edizione del Col de Luna Trail 2026. Complimenti a Luca Cagnati e Lorenzo De Vettori dunque. Prima come vista 1,5 km dall'arrivo. E invece sta arrivando la terza coppia maschile. Cromatisti di Sport Dolomiti. Non si sa. Si sa. Ma no, adesso lasciamo Adesso scopriremo se non possiamo dirvi tutto, un po' sta anche
al caso, insomma, non è un caso che siano terzi, ma è un caso che noi non sappiamo chi siano. No, Ok, ce l'ha detto. comunque un bel applauso ai terzi classificati, vediamo. Che stanno arrivando E sul sono traguardo. loro! Numero 45, Bravissimi, 1 ora 13 e 24. Tenza Raffaele e De Michele Dylan. Erano loro sempre in terza posizione durante la gara e sono confermati all'arrivo. E sta arrivando anche la quarta coppia, peccato, vabbè, la medaglia di legno, ma comunque è una bella impresa anche loro. Sì, qua. Vediamo chi è, secondo me Prima i è massaggi. Follador Alessandro, mi sembra di aver visto dalla sagoma. Però se non poi punti, se poi ti passi, che vedo il nome, bravissimo. Eccoli qua anche i quarti classificati. Alessandro e i Costantini, quarti classificati con 1 ora 14 e poco più, 2 secondi. Costantini e Follador al quarto posto. 2 Gordini. Damiano, si pensava quasi un'ora e mezza, invece meno dell'anno scorso con il tracciato cambiato. Sì, mi hanno spiazzato un po', ma Luca tecnicamente è il top che abbiamo, quindi complimenti prima di tutto e complimenti 2 volte perché il percorso nuovo, fare un tempo del genere, vediamo il prossimo Non anno. era facile, insomma. Vedremo il prossimo anno chi è capace di abbassargli ancora il tempo, perché la discesa che è stata inserita nuova rispetto alla discesa dell'anno scorso, che era sulla strada del Guido Scarpa, è più corta sì, ma molto più tecnica, di conseguenza più difficile da affrontare. Grazie mille Damiano, Grazie a voi. buon proseguimento. Noi abbiamo visto dunque l'arrivo dei primi classificati qui alla Col de Luna Trail 2026, Memorial Lucia Barbiero. Hanno vinto Luca Cagnati e Lorenzo De Vettori, sono loro che si aggiudicano il Col de Luna Trail 2026. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e quindi vi diamo appuntamento domani con il campionato Gordino di calcio, sarà una grande giornata anche domani. Buona giornata. Anche se è arrivato secondo, perché no?